Gli Stati Uniti non otterranno nulla con la loro nuova serie di sanzioni economiche, ha affermato mercoledì il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Lunedì, il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ha illustrato i piani per la guerra economica contro l'Iran. I leader iraniani hanno minimizzato l'impatto delle nuove misure. I colloqui tra Teheran e Washington sono in fase di stallo perché le due parti sono in conflitto per il controllo dello stretto di Hormuz. Nel frattempo, martedì, Teheran ha dichiarato che non consentirà il transito di navi militari attraverso Hormuz, in base a un accordo che la Repubblica Islamica sta attualmente negoziando con l'Oman. Teheran ha aggiunto che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo su una rotta commerciale temporanea. Il traffico in entrata nel Golfo Persico dal Golfo di Oman passerebbe interamente attraverso le acque iraniane, mentre la rotta in uscita passerebbe in parte attraverso le acque iraniane e in parte attraverso le acque territoriali dell'Oman.